Ho preso questa telefonata da sto maresciallo, mi ha detto che mio figlio aveva avuto un incidente, che ha preso sotto una donna con sua figlia e strisce pedonali, che era in stato di ferma e mamma e figlia in ospedale. Poi mi ha chiesto 8.500 euro per non farlo andare in tribunale. Non ci ho pensato un attimo. Il maresciallo dei carabinieri ha detto adesso arriva l'avvocato. È partito tutto da qui, dall'arresto in stazione a Padova del 18enne napoletano che poche ore prima aveva sottratto contanti e gioielli in oro a Gianpietro Gerona, anziano di Cadoneghe. L'uomo, grato alla polizia che aveva recuperato tutto, compresi i ricordi della moglie scomparsa, aveva deciso con coraggio di raccontare nel gennaio 2024 quanto accaduto per mettere in guardia altre persone, e a parlare era stato anche il telefonino di quello che sarebbe stato il primo trasfertista fermato dalla polizia, che dai merli, da cui il nome dell'operazione, ovvero gli esecutori materiali delle truffe agli anziani riconoscibili per l'abbigliamento nero, ha ricostruito l'organigramma della banda. Un'organizzazione che teneva sotto costante controllo chi si muoveva nel territorio, facendo persino fare foto dei gioielli o facendo contare al telefono i contanti e chiedendo loro che il bottino non fosse mai inferiore ai 2-3 mila euro. Parliamo di un reato odioso che viene perpetrato nei confronti di persone vulnerabili. Parliamo anche di persone ultranovantenni, che sono gli anziani della nostra storia, la nostra memoria, vanno coccolati, tutelati. Il reato odioso posto in essere da persone vigliacche, perché appunto se la prendono con persone indifese. Recuperati e restituiti dalla polizia contanti e gioielli per circa 400.000 euro, ma di lavoro da fare ce n'è ancora. Nella provincia di Padova dall'inizio dell'anno sono stati già perpetrati 671, definiamoli, vengono definite truffe agli anziani. Molte volte si tratta di vere e proprie estorsioni, se non rapine e se non appunto furti, 671 dei quali 258 nel capoluogo, con una media di circa 10.000 euro diciamo di refurtiva. I conti sono presti fatti e parliamo di 5-6 milioni di proventi di attività illecite solo nella provincia di Padova.